Non perde tempo il governatore Luca Zaia, che all'indomani dell'approvazione della proposta di legge statale per l'autonomia del Veneto ha inviato al sottosegretario agli affari regionali Gianclaudio Bressa la richiesta di un primo incontro, in modo da concordare, scrive il Presidente, modalità e tempistiche del percorso che la Regione è da oggi pronta a intraprendere. C'è una fase importante sancita dalla legge, che è la firma dell'intesa, cioè prima di andare in Parlamento a votare il provvedimento finale, la legge che dà l'autonomia, c'è un'intesa tra Regione e Governo. Ecco, penso che questa fase, volendo lavorare con tenacia e determinazione, la si possa firmare questa intesa direttamente con questo Governo. La risposta arriva a stretto giro dal sottosegretario Bressa, che fissa la data dell'incontro per l'avvio della trattativa, 23 novembre, tra soli 7 giorni. Anche da parte del governo c'è la massima apertura e disponibilità, assicura. Il solco del negoziato è dato dalle competenze a cui seguiranno le risorse necessarie al loro esercizio. Questo è quanto afferma la Costituzione, escludendo in modo tassativo, come ribadito dalla Corte, che a guidare il confronto sia la materia fiscale. Noi siamo pronti. L'obiettivo è dunque quello di arrivare a una firma col governo Gentiloni. Sia chiaro che non cambierà la proposta nostra, non è che cambieremo la proposta in base ai colori politici del governo, la proposta è quella di oggi, approvata dal Parlamento del Veneto, e quindi sarà la stessa proposta che proporremo a tutti. Mi fa male, aggiunge Zaia, sentire dichiarazioni sul fatto che vogliamo andare a Roma solo per rovesciare il banco. Non capisco quale sarebbe il nostro interesse. Non andiamo a Roma per far casino, a far risse o cercare di farci rigettare i provvedimenti. Noi siamo lì per discutere, lo facciamo nell'interesse dei veneti. Non esiste un partito in Veneto che ha il 57% e quindi vuol dire che vanno rispettate le idee di tutti, ma bisogna portare a casa l'autonomia.